Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta, due ospiti. Nella seconda parte avremo con noi Giovanna Pacco, direttrice dell'Associazione De Banfield, con la quale parleremo degli incontri in Casa Viola. Nella prima parte siamo in compagnia di Erika Rossi, che è la responsabile scientifica del progetto Effetto Cinema. Buonasera. Il progetto Effetto Cinema è un progetto che coinvolge le scuole triestine, poi vedremo anche di che cosa si tratta. Prima di incominciare a parlare nello specifico, se ne discute molto in questi giorni quando si parla di cinema, di quello che è il futuro della visione, no? Perché ormai se l'acquisizione della Warner Brothers da parte di Netflix andrà in porto, molto probabilmente adesso insomma, sarà un cambio epocale per quanto riguarda la fruizione del film. E io sono dell'opinione che purtroppo il discorso visione del cinema nelle sale appartiene ad una generazione, diciamo, dai 40 anni in su. Non so se è una visione romantica, se è una visione, però ecco, non riesco più a capire se con le persone di 20 anni in giù ha senso ancora parlare della sala, che è il luogo dove il cinema va visto, però non lo so, insomma, devo dire la verità, mi trovo in gravi difficoltà, che poi mi taccio, sì. È anche vero che poi che tu lo veda in una sala, che tu lo veda tramite una piattaforma, eccetera, poi rimani comunque affascinato. Ci sono gradi di fascinazioni differenti, capisco anche questo, però veramente siamo per come la vedo io, una sorta di bivio dove non riesco a capire dove sia meglio andare o se non è il caso di muoversi per un'altra questione. Beh, sicuramente è sotto gli occhi di tutti, insomma, l'arrivo delle piattaforme ha cambiato completamente. E la pandemia ha velocizzato probabilmente quella che era un iter già avviato. Ecco, insomma. Sicuramente, e è molto probabile, come dici, che per le generazioni più giovani sia ancora meno in uso, insomma, l'uscita al cinema, però io credo che se la sala come dire, non è morta sotto il Covid, sotto i colpi del Covid, secondo me c'è stata invece una grande ripresa dopo il Covid, perché il mondo degli esercenti si è molto impegnato per dare un'offerta sempre più ricca e soprattutto si è stato molto riscoperto il cinema d'essè. In sala si vedono documentari che al cinema non si possono vedere. Quindi è chiaro che io credo che il pubblico vada sempre coltivato e che niente possa sostituire l'esperienza cinematografica della sala. Bisogna, come dire, allevarli fin da piccoli, motivo per cui anche i ministeri, il Ministero della Cultura, punta tanto sui progetti cinematografici in collaborazione o comunque diretti alle scuole e ai ragazzi di tutte le età. Ancora una domanda su questo, poi parliamo del progetto, sì. Perché mi veniva in mente, sentendoti parlare, di come la mia generazione, per quanto riguarda la visione del film nelle sale, avesse delle abitudini che ormai sono completamente sparite, vale a dire la seconda e la terza visione. Significa, per chi magari non lo ricorda, che un film passava in prima visione, rimaneva quanto rimaneva, diciamo dopo un mese e mezzo, 2 mesi dalla prima visione c'era la possibilità di vederlo in seconda visione pagando di meno e poi dopo in terza visione pagando ancora di meno. Credo che questo sia assolutamente irrecuperabile come... Allora, bisognerebbe chiedere agli esercenti, perché anch'io rimpiango
le seconde visioni, le terze visioni, certo. Anche perché questo significava avere non solo la possibilità di pagare di meno che quello il meno, ma avere un film al cinema per un periodo molto certo, più lungo e avere funzionava anche di più il passaparola. Io credo che ovviamente gli esercenti, quindi i cinema, siano in grossa difficoltà per continuare a offrire, insomma, il loro servizio. Si sa, perché l'affluenza è in calo, quindi evidentemente la questione delle seconde e terze visioni forse non è più praticabile, per questi motivi. Ma io sono sicura che se qualche, insomma, temerario ci provasse, cioè c'è sempre uno zoccolo duro di persone che non rinunceranno mai. Che non rinunceranno mai ad andare in sala. Allora, che cos'è il progetto Effetto Cinema? Allora, Effetto Cinema, educazione audiovisiva a scuola per capire il presente, è un percorso di educazione audiovisiva diretto ai ragazzi di ogni ordine, quindi dalle primarie alle secondarie di primo grado fino alle superiori, di 5 istituti scolastici di Trieste, che è promosso, ideato da una casa di produzione di Trieste, la Ghirigori, in collaborazione con diversi partner. E questo perché? Perché oltre a introdurre i ragazzi a elementi dell'audiovisivo, farli sperimentare il lavoro, cos'è la visione, ma anche lo stare dietro la macchina da presa, quindi ci saranno percorsi formativi di introduzione al linguaggio, ma poi laboratori dove i ragazzi potranno prendere in mano, insomma, gli strumenti ed essere aiutati da registi e professionisti del cinema a costruire e realizzare un loro racconto, documentario o fiction che sia, e quindi insomma permette ai ragazzi di capire quanto il cinema sia anche un mezzo di espressione, quindi avranno la possibilità di parlare di un tema ma dal loro punto di vista, divenendo autori e registi e troupe a loro volta. Che tra l'altro, se vogliamo, adesso per l'amor di Dio bisogna prendere un po' con le pinze quello che sto dicendo, però è anche vero che soprattutto ad una certa età, utilizzando i cellulari, eccetera, si ha molta più dimestichezza con, come dire, con il lavoro per immagini di quanto potesse averla un ragazzo, non voglio tornare all'epoca mia, ma 20 anni fa, no? Cioè adesso forse bisogna anche creare nei ragazzi una sorta di gusto estetico per quello che stanno realizzando, eccetera, dove secondo me invece l'idea che possono avere di riprendere qualche cosa è già sicuramente cioè, arrivano già preparati a questo, insomma. Molti ragazzi padroneggiano gli strumenti o comunque maneggiano sia cellulari, telecamere o piccoli software, cioè piccoli anche di montaggio, tra l'altro, software di montaggio. Sì. Quello che però secondo me merita, insomma, attraverso tutti questi progetti e questi percorsi di formazione, è allenare lo spirito critico dei ragazzi all'immagine, quindi non è semplicemente proponendo proiezioni e invitando esperti di cinema, ma anche dei temi trattati e aiutando i ragazzi a sviscerare la visione del film in questo caso, ma anche la tematica trattata. Effetto Cinema in questo senso ha una doppia anima, c'è sì l'avvicinamento al cinema e al linguaggio audiovisivo, ma c'è anche molta educazione civica, perché i temi trattati sono la scienza, l'ambiente e la sostenibilità, l'inclusione e la parità di genere. Quindi ci sono professionisti che lavorano sul campo in questi, insomma, in questi ambiti e quindi i ragazzi hanno la possibilità di incontrare persone che lavorano nella scienza, quindi tutte le proiezioni sono seguite da un dialogo con scienziate, per dire, invitate dalla Sissa che come accennavo prima è uno dei partner.
così come insomma incontreranno in classe gli studenti del Master di Comunicazione della Scienza, sempre organizzato da Sissa, che faranno delle lezioni più nello specifico su tematiche ambientali che magari ci toccano nel quotidiano, ma di cui magari noi non siamo a conoscenza o non ne capiamo insomma i confini. La stessa cosa le operatrici del GOAP, il Centro Antiviolenza, è un altro partner, incontreranno i ragazzi per parlare di stereotipi di genere o di genere in generale, e infine l'IRC, l'International Rescue Committee, che è un ONG internazionale a livello globale ma ha una sede anche a Trieste, parlerà con i ragazzi di migrazioni e di migranti. Come sarà? Immagino anche che il progetto è tarato in misura differente rispetto anche al tipo di scuola che vi partecipa. Ovviamente, sì, certo. Le elementari, i ragazzi della primaria tratteranno la tematica ambientale di default, diciamo, senza avere... E poi faranno dei laboratori con l'audiovisivo seguiti dei filmmaker, con cui realizzeranno dei piccoli lavori audiovisivi sulla base della scoperta del territorio, del loro territorio circostante, insomma, attorno alla loro scuola. Mentre sia le medie che le superiori faranno invece un approfondimento formativo con sceneggiatori, registi e montatori che parleranno del lavoro del cinema nella pratica con i ragazzi, per poi arrivare a un momento di laboratorio in cui alcuni dei ragazzi in orario fuori dall'orario scolastico potranno diventare una troupe e, guidati da un regista, realizzare un corto. Un corto, ho capito. Immagino che poi lì la parte più difficile da convincere, insomma, sarà poi difficile da convincere, la parte dove bisognerà concentrarsi di più, stante anche l'età, sono proprio quelli delle medie. Affatto. No? No, direi che i ragazzini delle medie sono veramente entusiasti. Sono più difficili forse i ragazzi un po' più grandi. Forse perché hanno certo, sono anche ho capito, hanno creato hanno già i loro interessi, insomma già una loro visione, e quindi magari invece i ragazzi alle medie sono molto partecipativi, più disponibili. Sono disponibili. Pensavo il contrario, per dire la verità, ma comunque. E il progetto è già partito? È partito oggi, c'è stata la prima stamattina, c'è stata al Teatro Miela, che è anche partner, Teatro Miela Bonaventura, di progetto, e c'è stata la prima matinée con un incontro con Eleonora Degano, giornalista scientifica, che ha parlato con i ragazzi dopo la proiezione del film I Am Greta, quindi un film su Greta Thunberg, un ritratto insomma dell'attivista, e la giornalista ha dialogato insieme a Marco Catenacci di Casa del Cinema, altro partner di progetto. Quello alto? Quello molto alto, sì. e i ragazzi hanno potuto approfondire insomma le ragioni e come mai insomma tra il 2018 e il 2020 Greta è riuscita a smuovere un movimento che poi è diventato globale, e abbiamo raccolto insomma anche le loro, come dire, impressioni, insomma un primo feedback su quello che significa essere sensibili alle tematiche ambientali a quell'età. Quanto dura il progetto? Cioè dura un anno scolastico? Sì, le attività vanno avanti fino ad aprile, cioè i laboratori si chiuderanno entro aprile, e le opere realizzate dai ragazzi, che saranno, ce n'è una in ogni scuola, si farà un laboratorio, verranno presentati all'interno del Festival Scienza e Virgola organizzato da Sissa, che si terrà i primi giorni di maggio. 750 studenti, compresi anche quelli delle quinte superiori? Le superiori sono terze e quarte. Perché le quinte sono forse già impegnate. Poi hanno da fare la maturità, per cui insomma già gli rompono, già in terza cominciano a scassargli con la maturità, eccetera, per cui insomma giustamente li tenete fuori, però appunto è probabile che torni,
Cioè è un progetto che dura un anno? Allora, cosa importante da sottolineare, il progetto è realizzato nell'ambito del bando ministeriale Cinema e Immagini per la Scuola, che indice appunto un bando per gli enti che si occupano di promozione e formazione audiovisiva nelle varie regioni. Il bando fino adesso è stato annuale, vedremo se sarà così anche rispetto alla prossima annualità, e quindi insomma bisogna partecipare al bando per poter essere finanziati, eccetera. Allora, quando si parla di... Qual è, per quella che avete potuto, per l'idea che siete riusciti a farvi, il rapporto che hanno i ragazzi con il cinema? Cioè a dire, per noi insomma, l'evasione nasceva come evasione, poi dopo pian piano cominciava a solidificarsi in alcuni più che in altri, per tutta una serie di ragioni, la consapevolezza appunto che lo stesso mezzo che ti serviva per divertirti ti comunicava anche delle cose un pochettino più serie, eccetera. Magari gli stessi tramite, cioè gli attori che ti facevano divertire, poi potevano anche dirti qualche cosa di differente. Questo è cambiato, c'è sempre nasce sempre come, virgolette, fascinazione il primo rapporto di un ragazzo con il cinema, oppure proprio perché c'è più a disposizione rispetto a quello che c'era a disposizione per noi, è leggermente diverso? Ma rispondo sempre rispetto a quello che può essere la mia opinione, perché poi insomma è sempre difficile generalizzare o comunque dare un'unica visione su questi temi. Credo che sicuramente rispetto a un tempo dove l'offerta era più ristretta e quindi c'era un certo tipo di cinema che poi arrivava anche alla TV e quindi c'era molto più cinema in TV. Adesso se vogliamo nelle generaliste il cinema è sparito. Per poco, e quindi il pubblico, anche i giovani, avevano come dire, una risposta che era quella sicuramente della fascinazione e insomma il cinema è sempre stato molto importante. Credo che oggi i ragazzi abbiano molta più offerta, molta più scelta e quindi sta un po' al loro background familiare quanto il cinema viene trasmesso e diventa importante per i ragazzi. Sicuramente i ragazzi fruiscono moltissimo la serialità, ma anche su questo non si può per forza generalizzare. E per loro rimane ovviamente anche nella serialità la fascinazione per gli attori. Per quello che riguarda invece come dire, il messaggio e insomma quello che il cinema ti può dare a livello di comprensione del contemporaneo, del nostro mondo, lì è importante che i ragazzi siano indirizzati. È difficile in mezzo a tutta questa offerta imbattersi e capire che il cinema può essere molto di più che entertainment. Te lo chiedo perché è un ragionamento che sono portato a fare per quello che vedo, devo dire la verità, anche con certi colleghi giovani. Mi sembra di capire, e qui partiamo sempre dal presupposto che un ragazzo parliamo di quelli più cresciuti, di 20-25 anni, mettiamola così, ha molto più a disposizione rispetto a quello che avevamo a disposizione noi. Ci sono anche più cinematografie che nel frattempo sono più visibili rispetto a ma neanche a tanto tempo fa, rispetto anche a una ventina di anni fa. Io noto sempre con una certa preoccupazione che c'è la tendenza a non prendere in considerazione un film se questo film ha più di 20 anni, cioè se tu parli a qualcuno senza parlare dei capolavori, ma parlando insomma di film medi, di film virgolette artigianali, ma se tu
se tu dici a un ragazzo, guarda, prova a vedere questo film, prova a vedere Rain Man, mettiamola, dicono, sei 94, no, ancora prima, 87, no, è troppo vecchio, e non lo vedo. Non parliamo poi di film degli anni 70 o ancora indietro, quelli proprio manco li, in alcuni casi, manco li considerano. Questo secondo me è un problema. Perché sono d'accordo, perdono loro, nel senso sono completamente d'accordo. E lì come si fa? Ma questo discorso può essere è validissimo per il cinema e per i film, come può essere valido per la musica ugualmente. Sì. Nel senso che, ma comunque sta nelle cose, le giovani generazioni cercano le voci del contemporaneo perché magari sono quelle in cui loro si rispecchiano o credono di comprendere in maniera più diretta, che è cosa che appartiene a tutte le generazioni. Però secondo me quando i ragazzi crescono un po' iniziano a comprendere, possono scoprire che appunto il cinema non è solo intrattenimento o non è solo belle immagini o belle storie, ma è qualcosa che parla a te, al tuo essere cittadino, al tuo essere persona, al tuo mondo, no? Perché i film parlano di noi e quindi in questo senso può aiutarti a vivere come un libro, come un film, adesso mi ricordo, come un disco, nel senso c'è molto di più che risuona nelle nostre vite dentro ai film e questo è vero per tutti i capolavori e noi sappiamo bene insomma che tantissimi capolavori appartengono insomma alle decadi. Certo. Però questo è vero perché io ricordo che per esempio una volta ebbi una conversazione con mio nipote che quella volta doveva aver sui 14 anni e mi fece tutto un excursus storico-cinematografico, nel senso citandomi alla perfezione film che parlassero di determinati argomenti e io ho detto, tra di me ho detto è un improvement rispetto a qualche settimana prima dove è venuto a casa mia, disse voglio vedere Troy. Io ho detto no, magari evitiamo, cerchiamo qualcos'altro di più. Cioè, è vero poi dopo che uno magari anche certe cose le scopre se non da solo, ma in maniera più autonoma. E certo, man mano che si cresce poi l'approfondimento dovrebbe seguire anche le attitudini personali, però riagganciandomi a quello che abbiamo detto, il fatto che i giovani hanno bisogno di rispecchiarsi nel cinema e quindi il cinema deve raccontare il nostro presente, è molto importante che nascano nuovi capolavori, quindi non è che i capolavori stanno solo, quindi bisogna sostenere i nuovi autori e le nuove voci, questo è anche molto importante, mi viene da dire, certo ameremo sempre i grandi capolavori, però dobbiamo sfornarne di nuovi e per farlo dobbiamo sostenere le giovani voci. E per conto mio, questa è una mia idea, per fare nuovi capolavori bisogna conoscere quelli vecchi. Sono d'accordo. Questa è la roba che, credo sia un problema anche generazionale. Però voglio dire, progetti come... progetti come questo ma non intendevo il progetto, intendo dire il piano nazionale di cinema e immagini nella scuola, parla proprio, cioè cerca di raggiungere proprio questo obiettivo, di inserire sempre di più il cinema all'interno della didattica. E qui mi pare anche di capire che si supera quell'utilizzo, diciamo così, del cinema a scuola che era un mero andiamo a vedere un film, adesso penso che probabilmente manco li portano fuori, tipo vediamo un film perché parliamo, non so, degli antichi romani, allora vediamo Spartacus piuttosto che Cleopatra. Ha senso, però ha molto più senso far capire che cosa c'è dietro un'inquadratura, che cosa c'è dietro anche la frase una frase della sceneggiatura. Ecco, sicuramente, mi pare ma la didattica con l'audiovisivo e dell'audiovisivo è sempre più utilizzata dai docenti. Negli ultimi 15 anni mi sento di dire che sono tanti
i dirigenti e i professori che e utilizzano. E lì c'è il cambio di generazione, insomma. No? Esatto, progetti che si basano, no, proprio sulla film literacy, che altro non è che un approfondimento dei temi grazie ai film sempre più come dire, evoluto attraverso percorsi tematici. È importante nei percorsi scolastici, perché il cinema può essere associato a qualsiasi materia curricolare per approfondirla, e va sempre contestualizzato rispetto al periodo di cui si sta parlando, perché ricordiamoci sempre che il cinema è figlio del suo momento storico, insomma, non è verità di per sé, insomma. Ecco. Poi dopo ci sarebbe bello anche aver tempo per approfondire questa parte del discorso, cioè quanto un film contemporaneo che parla della nostra realtà poi stilisticamente, per tutta una serie di ragioni anche automatiche, si rifaccia a stilemi degli anni passati. E qui sarebbe un discorso veramente affascinantissimo, per dire la verità, che però credo che per i ragazzi potrebbe essere anche interessante. Ma basti, cioè, mi viene per forza di cose in mente la serie che in questi anni ha spopolato in assoluto, che è Stranger Things. Io non ho mai visto, a questo punto devo vederla, sì. Perché mi pare di capire che incrocerei parecchie cose. No, ha riportato decisamente in auge anche nelle generazioni di adesso, insomma gli anni '80, con tutto il bagaglio diciamo culturale, ma soprattutto iconografico, direi, e musicale, facendolo conoscere alle giovani generazioni. Quindi, al di là, grazie a un ottimo team di sceneggiatori, e certamente la serie è valida, però è questo il plus di questo racconto, secondo me, perché restituisce, insomma, un'atmosfera e un'estetica, anche un'atmosfera di vita, insomma, che... Io devo vederlo, tutti quanti me lo anche dicono in redazione, fa per te perché tu quegli anni li hai vissuti, facendomi anche capire che ormai, insomma, che se uno ricorda 40 anni fa vuol dire che, insomma, ha una certa età, ed è anche persino pericoloso tornare su queste cose. Forse non abbiamo detto tutti quelli che collaborano con Effetto Cinema. Allora, tra i partner abbiamo detto Sissa, IRC e GoUp, che approfondiscono i temi. Poi c'è Liminal Research, che è un'associazione che si occupa di arte e scienza, che si occuperà dei laboratori con le primarie, e ovviamente la Casa del Cinema. Certo. Nell'organizzazione, il Teatro Miela Bonaventura e anche l'Ariston, alcune proiezioni saranno all'Ariston. Ok, allora io direi magari sarebbe bello che poi verso fine di maggio, a questo punto, ci ritroviamo, così vediamo come... Inizio maggio a Scienza e Virgola ci sarà una giornata dedicata alle proiezioni delle opere realizzate dai ragazzi. E poi magari o un po' prima o un po' dopo parliamo e vediamo anche di fare un bilancio di come è andato. Io ringrazio Erika Rossi per essere stata con noi, che Erika Rossi è la responsabile scientifica del progetto Effetto Cinema. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Intanto c'è una novità, perché Giovanna Pacco è direttrice della fondazione adesso De Banfield, cioè è la novità del qualche 7 giorno, gennaio. Sì, la novità del 7 di gennaio, in verità ci stavamo pensando da molto tempo, è semplicemente un cambiamento d'abito, un adeguamento, ma tutto rimane esattamente come prima. È per l'esattezza una fondazione associativa, che è una formula un po' nuova,
perché la fondazione evoca sempre un vincolo al patrimonio e forse anche una realtà un po' più stretta, mentre la fondazione associativa è una fondazione che mantiene una grande e ampia democraticità, per cui continua ad esserci l'assemblea dei soci, che ovviamente orienta il consiglio di amministrazione, ma in più abbiamo introdotto una cosa che prima non c'era, un'assemblea dei volontari, nel senso che l'associazione De Banfield aveva sempre e tuttora ha moltissimi volontari, ma si è voluto in questo passaggio dare anche una forma strutturata in modo che i pareri, le idee dei volontari possano orientare il consiglio di amministrazione. Ecco. Da quanto, non mi ricordo mai, da quando esiste la De Banfield, adesso la chiamiamo così? Dal 1988 e quindi tra 2 anni festeggeremo il nostro quarantennale. Ecco, storicizziamo un po', cosa che a me piace fare in questo ciclo di Trieste in diretta, amo storicizzare. 40 anni fa, 38 anni fa, insomma, volendo essere precisi, determinati argomenti non erano certamente, non se ne parlava, insomma, no? Molto poco. C'era anche una sorta di stigma, se vogliamo, si preferiva non dire certe cose, eccetera. Quando nacque l'associazione, la De Banfield, ormai sì, perché io poi che amo essere precisino in queste cose, quando nacque la De Banfield, perché nacque? Perché a quell'epoca si sentì l'esigenza di farla nascere? Ma fu un'idea molto lungimirante e innovativa già allora, nel senso che la nostra fondatrice, Maria Luisa De Banfield, detta Pinky De Banfield, che era appunto la figlia di Goffredo De Banfield, ebbe questa idea molto moderna, ma soprattutto molto rispondente ad un bisogno che già cominciava a intravedersi, e quindi decise di di organizzare un'associazione che potesse prendersi cura delle persone anziane con l'obiettivo di migliorare la loro qualità di vita a casa. Cioè quello che disse la Pinky è: mio padre ha avuto la fortuna, naturalmente anche le condizioni, per poter vivere a casa fino all'ultimo momento. Ricordiamo che Goffredo De Banfield morì pochi anni prima della fondazione dell'associazione, molto anziano, circondato ovviamente dall'affetto dei suoi cari. E quindi la Pinky ebbe questa intuizione e disse: così come è stato fatto per mio padre, io vorrei dare la possibilità alla città di far sì che gli anziani possano godere della loro vita fino all'ultimo nella propria casa. Non necessariamente, perché questo forse è un punto abbastanza fondamentale, non necessariamente anziani con problemi cognitivi. No, assolutamente, assolutamente no. Anziani non autosufficienti, naturalmente, che comunque continua a essere il target principale della fondazione, nel senso che adesso noi stiamo per chiudere i dati del 2025, non ci sono, ahimè, delle flessioni, per cui le circa 2000 persone che noi assistiamo in un anno sono persone anziane non autosufficienti. Di queste una percentuale che diciamo tra le 200 e le 300 persone sono persone che hanno problemi cognitivi, quindi la maggior parte sono persone anziane non autosufficienti che hanno polipatologie, malattie croniche, hanno avuto un accidente. Però è anche vero che man mano che la De Banfield cresceva anche un'attenzione particolare ai problemi, quindi c'è anche questa, voglio dire, questo combinato disposto. Esatto, un combinato disposto. È stata un po' una specializzazione, diciamo così, nel senso che è nata proprio dall'analisi dei bisogni. Noi quello che si vedeva nel corso degli anni era che le famiglie che avevano più bisogno, soprattutto un bisogno continuativo e molto lungo di cure, di sostegno, erano proprio le famiglie, i familiari, i caregiver delle persone con un problema cognitivo. Facile da spiegare, la malattia neurocognitiva, la demenza e l'Alzheimer è una malattia molto lunga, dura 10-15 anni,
quindi è ovvio che la famiglia ha bisogno di un sostegno continuo nel tempo, non può essere lasciata sola, va accompagnata, presa per mano, va spiegato, vanno prese in carico la sintomatologia, il comportamento così come cambia, e da questo è nata un po' l'idea di focalizzare un po' la nostra attenzione sul tema delle demenze, perché ci siamo resi conto che è una malattia molto lunga e molto provante e che se il caregiver non viene sostenuto ci rimette sicuramente come prima cosa la persona con la persona. Ma però vedo appunto anche che da qualche anno a questa parte il discorso, quando si parla di determinati problemi, anche dal punto di vista dei progetti, dal punto di vista, non so se ma credo anche legislativo per altri versi, vede proprio assieme, no? Il malato e chi si occupa di lui. Sì, perché ahimè ancora il nostro sistema di welfare si basa molto sul sostegno alla famiglia. Se in Italia non avessimo le famiglie che aiutano dell'assistenza fisicamente ed economicamente, sarebbe un grossissimo problema. È ovvio che sono famiglie che vanno sostenute, ecco. Per cui un grande impegno per la De Banfield è stato proprio mettere il focus su questo tema, no? Nel senso che noi ci siamo semplicemente resi conto che il nostro impegno quotidiano era quello sostanzialmente di sostenere le famiglie affinché potessero curare meglio i loro cari, ecco. E c'è stato anche, indubbiamente, negli ultimi anni c'è stato uno sforzo normativo, nel tentare di riconoscere questa figura e dire, bene, questa figura c'è, è una figura che ha dei diritti, ha bisogno di un accudimento, ha bisogno essa stessa di una cura, specialmente anche pensando che i caregiver non sono tutti uguali. Nel senso che quello che io sempre voglio sottolineare è che nella nostra società, che avevamo già accennato forse una volta, che è una società in cui si fanno figli molto tardi, i caregiver tendono a essere sempre più giovani. E questa sarà la tendenza nel prossimo futuro. Noi abbiamo già visto negli ultimi anni un abbassamento notevole nell'età dei caregiver. Ecco, quello che posso notare nei 40 anni di nostra attività è che c'è stato questo grossissimo abbassamento dell'età di chi si prende cura. Quindi persone giovani in età lavorativa, ma anche ragazzi e ragazze. E questo porta una serie di problemi che possono essere anche psicologici, che incrociano anche il mondo del lavoro, perché è logico che ci sono anche come la 104, no? Che consente, c'è la 104. Però insomma voglio dire è anche probabile che lo stesso caregiver poi abbia dei figli, quindi insomma si innescano delle dinamiche che vanno, come posso dire, che vanno ad incrociare a loro volta esigenze particolari e situazioni particolari, quindi c'è il rischio appunto che se non c'è un aiuto il sistema familiare vada in tilt. Infatti la più compressa e sofferente è proprio questa generazione sandwich, si chiama, che è la generazione di mezzo, che si trova ad avere 30, 40, che si trova ad avere genitori giovani, ma al contempo ha anche dei bambini piccoli e lavora, nel senso che sono persone che stanno lavorando. Quindi ecco il caos totale, cioè nel senso che là c'è la vera complessità, perché uno si trova veramente a dover accudire, organizzare il proprio tempo in maniera rocambolesca. La giurisprudenza, a suo modo di vedere, si muove con la velocità... No. Allora, devo essere sincero, credevo il contrario. No, allora, siamo già troppo tardi, per me siamo sempre troppo tardi, devo dire la verità, ecco. Diciamo che allora, sicuramente un passo in avanti è stato fatto, cioè la Regione Friuli-Venezia Giulia una legge sui caregiver ce l'ha. Non è scontato perché non tutte le regioni italiane ce l'hanno, quindi voglio dire è sicuramente un punto a nostro favore. Quindi c'è una legge, c'è un piano anche che decide quali sono le azioni, diciamo che bisogna anche applicarlo questo piano, quindi non basta la legge ma bisogna anche l'applicazione della legge. A livello normativo invece nazionale diciamo che c'è ancora una discussione in corso, ci sono stati dei rallentamenti e
ad oggi diciamo che il sostegno normativo a livello nazionale dei caregiver non è sicuramente dei migliori. Ecco. Per cui insomma c'è anche una grossa lavoro, anche una grossa pressione da parte proprio delle organizzazioni di volontariato per il riconoscimento del ruolo del caregiver. Quindi è probabile anche che voglio dire, si parla molto di questo perché a livello appunto di giurisprudenza si cerca forse anche di recuperare il tempo perduto, certo. probabilmente. Volevo chiedere, prima di parlare degli incontri di Casa Viola, c'è una cosa che mi è venuta in mente adesso. Quando l'associazione De Banfield nacque con i propositi per i quali nacque, però io mi ricordo, perché certe cose me le ricordo, era morta da un anno, sì 87, era morta da un anno Rita Hayworth, e Rita Hayworth sì. era la prima grande certo. celebrità che ammise, dichiarò, la famiglia lo dichiarò, di essere affetta dal morbo di Alzheimer. Certo. E poi ci sono state nel corso degli anni anche altre testimonianze eccellenti, come per esempio io ricordo Charlton Heston, e adesso anche, seppure credo che lo sia un altro problema, ma anche Bruce Willis ha certo. di questi problemi, e poi anche tanti altri. Nel nostro paese forse c'è ancora una sorta di pudore, eccetera, però non molte celebrità hanno, ripeto, non vado a fare non vado a dire che abbiano ragione o abbiano torto, eccetera, perché questi sono i casi dove questi sono i casi dove ogni malato segue le sue regole, per dire la verità, e quindi anche ogni famiglia segue le sue regole. Mi chiedo però se anche in questo caso l'esempio di una persona famosa che combatte contro questa malattia, l'esempio di famiglie di persone famose che combattono contro questa malattia, possa in qualche modo servire, e se sì, come? Sì, certamente serve. Cioè, al di là che il sistema anglosassone americano, sappiamo, è organizzato in altro modo. Credo che poi per loro sia anche ecco. più, non lo so, un rapporto anche con il trascorrere dell'esistenza differente, eccetera, ma insomma... Sicuramente sì, però il fatto di parlarne è sicuramente utile, perché porta una forma di riconoscimento e anche un po' di empatia. Sì. C'è anche una sorta di democratizzazione della malattia, se vogliamo dire. E in America queste cose poi si sono convertite anche in una cosa molto positiva, che sono state, certo il sistema sanitario americano sappiamo diverso, eccetera, però ci sono state fatte delle campagne di raccolta fondi, no? Sulle malattie, quindi come dire, la celebrità poi spinge in qualche modo anche la società a investire nella ricerca, dando dei contributi della ricerca. Per questo è importante anche questo ruolo, quindi lo svelamento della malattia, il fatto di mettersi in gioco. No? Facendo un altro discorso, quando Rock Hudson morì di AIDS, ci fu appunto una partecipazione. Elizabeth Taylor soprattutto si mise in gioco, e quella volta per quella malattia mettersi in gioco significava veramente un costo notevole, certo. E in quel caso, anche grazie a tutto ciò, la ricerca insomma ha garantito alle persone che adesso sono sieropositive di vivere con una vita normale, con una certa tranquillità, eccetera. Insomma, per cui sì, effettivamente da quelle parti è più praticabile una cosa. Però lascia dei segni positivi profondi e commuove delle cose, quindi in qualche modo serve alle persone perché appunto si riconoscono, ma serve anche alle ricerche, eccetera. In Italia Monica Vitti sappiamo che è morta di Alzheimer, per restare in ambito cinematografico. Come dire, all'esempio che avevo in mente, ecco. Però esatto. Devo dire anche da questo punto di vista che nel caso della Vitti, come nel caso anche in alcuni casi più recenti, va detto anche che
gli stessi organi di informazione non hanno come dire, speculato su tutto ciò, nel senso che non esistono foto, non sono esistite foto, a parte una dove tra l'altro è ancora bellissima nonostante stesse male, ma non c'è stato appunto questo accanimento che magari forse in altri luoghi ci sarebbe. Sì, non si sa com'è. Bruce Willis, devo dire, si mostra tanto, noi l'abbiamo visto, insomma, nei vari video, eccetera, insomma, è anche una cosa straziante, devo dire la verità, insomma, è molto toccante, eccetera, ma lui ha sempre detto di voler mostrare questa sua malattia. Lui nel particolare ha una demenza a corpi di Levi, però diciamo che è una malattia molto simile dal punto di vista della sintomatologia, ecco. Ma lui ha voluto mostrarsi. Sì, poi dipende, dipende. Poi certo, ognuno, come diceva giustamente lei, vive la malattia a suo modo, eccetera, ma è un fattore culturale, devo dire. Allora, io intanto nel frattempo ho perso il conto del tempo che passa, perché qui da noi dentro non funzionano gli orologi, quindi se dalla regia in qualche modo mi comunicano quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, mi fanno una cortesia, perché ho perso un pochettino l'orientamento. Ciò dice, i più cattivi capiranno anche delle cose, ma insomma lasciamo perdere. Che cosa sono appunto gli incontri in Casa Viola e che cos'è Casa Viola? Sì, allora Casa Viola è appunto la casa che abbiamo inaugurato nel 2016, che è dedicata alla salute e al benessere del caregiver, cioè è il luogo dove ci sono dei professionisti, vari tipi di professionisti, perché c'è un'equipe multidisciplinare che in qualche modo può rispondere ai bisogni di sostegno dei caregiver delle persone con un problema di demenza o di Alzheimer. Quindi tantissima formazione, tantissimo sostegno, molto lavoro anche a coppia e quindi stimolazione cognitiva per la coppia persona con demenza e caregiver, quindi molte delle attività, che è una cosa un po' originale e particolare, è quella di fare delle attività insieme, ecco, oppure anche delle attività solo per la persona con demenza. Quindi insomma a 360 gradi si modulano degli interventi che possono sollevare il più possibile la famiglia dal carico di cura. In particolare abbiamo affiancato la nostra tradizionale formazione, noi abbiamo dei cicli formativi che si ripetono durante l'anno, ma insomma tutto quanto è visibile sul nostro sito. Abbiamo deciso di mettere in relazione il mondo della ricerca, della scienza, il mondo della medicina con i caregiver. Quindi abbiamo voluto facilitare questo incontro, che tante volte è un po', come dire, è un po' distante, è un po' difficile, organizzando dei lunedì degli approfondimenti con professionisti della cura che vengono in questo primo ciclo molto da ambito medico. Quindi abbiamo avuto un primo incontro con la dottoressa Antonione, che è la responsabile di cure palliative. È stato un incontro molto interessante, tra l'altro molto partecipato. Il prossimo incontro è lunedì prossimo con il dottor Alberto Benussi, che affronta un tema molto interessante, che è il tema della genetica, perché adesso in questo momento si parla moltissimo di genetica, si parlano anche di nuove cure, no? Per cui insomma, si sta all'orizzonte, qualcosina c'è. Però è importante chiarire, perché sappiamo benissimo che adesso, abbiamo visto l'altro giorno che esistono dei siti di intelligenza artificiale sui cui ci si rivolge per fare la diagnosi delle proprie malattie, così ha fatto Google. Ecco, naturalmente non vogliamo questo, vogliamo dare un'informazione che sia qualificata e che risponda alle domande più comuni che i caregiver fanno. In questo caso i caregiver hanno bisogno di tanta informazione anche rispetto a questo universo della prevenzione, della genetica e delle nuove cure. Quindi sarà un incontro molto interessante, in cui il dottor Benussi parlerà della genetica, parlerà dei biomarcatori, tranquillizzerà se c'è da tranquillizzare, perché in verità ecco, poi la domanda che spesso fanno è: ok, la genetica, i geni contano la trasmissione della malattia?
meno del 5%, ecco, c'è l'incidenza. Ecco, ma questi sono tutta una serie di temi che verranno trattati dal dottor Benussi, che farà un po' un excursus su genetica e biomarcatori. La puntata successiva sarà con la dottoressa Cataruzza dell'ambulatorio di neurologia, che lei parlerà invece proprio degli anticorpi monoclonali, e quindi questi famosi anticorpi che dovrebbero mangiare la proteina amiloide, che è quella che provoca un problema di Alzheimer e di demenza. I famosi nuovi farmaci di cui si parlano, che non sono naturalmente per tutti, eccetera, faremo luce anche su questo fronte. Successivamente, li dico sì, così, sì. Ci sarà il dottor Tugliani di Distretto 2, che è un geriatra ed è uno dei responsabili dei centri demenze della nostra città, e quindi parlerà dell'invecchiamento sano e patologico. Avremo ancora un incontro con la dottoressa Gersetti, che è psicologa responsabile del CDDD del distretto 2, e ultimo a finire un incontro con il dottor Maschietto, che è referente dei medici di medicina generale, perché noi sappiamo bene che costruire un buon rapporto con il medico di medicina generale nel corso della malattia è fondamentale. Ecco, quindi prossimo appuntamento lunedì alle 5:30 a Casa Viola col dottor Benussi. Fino a quando arrivano? Arrivano fino a marzo. Fino a marzo, quindi dopo li riprendiamo una scadenza cos'è? Uno al mese? No. Ne facciamo, allora, no. Il dottor Benussi 19, che è per il prossimo lunedì, il 2 febbraio la dottoressa Cataruzza, 16 febbraio il dottor Tugliani, 2 marzo la dottoressa Gersetti, 17 marzo il dottor Maschietto. Ogni due settimane, sono ogni due lunedì. Sì. Avete anche la possibilità. Chi avesse bisogno di conoscere la Fondazione De Banfield, la Casa Viola, eccetera, tenendo sempre presente che non c'è niente di male nel ammettere di non essere in grado di andare avanti nella gestione di un parente che non sta bene, perché insomma poi si arriva, anzi delle volte si arriva anche oltre le proprie capacità. Come deve fare? Basta che venga in via Filzi? In via Filzi, può chiamare al numero dell'associazione De Banfield, dove c'è il centralino di smistamento, è tempo 24 ore a un appuntamento, e dopo più appuntamenti se servono. Non lasciamo sole le persone e non vogliamo che le persone si sentano sole, per cui chiedete aiuto, perché qualcosa si può sempre fare. Sempre. Ultimissima domanda, però deve essere rapida. Sì, cercherò. C'è rete a Trieste fra le realtà che si occupano di queste problematiche? La si sta costruendo, okay. sì, direi di sì, la si sta costruendo, ci sono tante realtà, bisogna mettere a sistema. Capire, sì, certo, bisogna... C'è tanto lavoro da fare, ancora, ma insomma pian pianino si fa, e la rete è fondamentale. La rete è fondamentale, sì, abbiamo visto ormai che per tutte le cose, sia quelle, diciamo così, anche meno impegnative, perché poi voglio dire, che poi insomma meno impegnative bisogna anche vedere, nel senso che non è detto che chi fa un certo tipo di attività che sembra più ludica in realtà non si impegni. Certo, quindi, infatti. Però mettersi insieme, capire quello che ha bisogno uno, capire quello che ha bisogno l'altro, è fondamentale, anche perché tutto questo poi va a beneficio di chi ha realmente bisogno, e che sa che magari rivolgendosi a uno può trovare indicazioni per risolvere il problema. Credo Tra l'altro poi Trieste e la nostra regione sono anche molto ricche di realtà di volontariato, di offerta di aiuto, per cui insomma... Allora, forse non ho ascoltato io, e chiedo scusa, gli appuntamenti in Casa Viola a che ora sono? 17:30. 17:30, quindi metà pomeriggio in via Filzi. In via Filzi 21/1. Grazie non mi ricordo il nome, grazie a Giovanna Pacco, che è la direttrice della Fondazione De Banfield. Buon lavoro. Grazie. E ogni tanto noi continuiamo a vederci per raccontare il vostro lavoro, e poi anche appunto quello che è a disposizione per chi affronta queste problematiche. Noi ci vediamo domani alle 17:55 come sempre. Arrivederci, buona serata. Grazie.